Esplorazione dell'universo, le nuove frontiere, questo è il titolo dell'incontro di questa sera e a questo punto io vi presento ovviamente quelli saranno i protagonisti di questa serata. Alla mia destra Margherita Hack, che voi tutti conoscerete anche per la sua intensissima attività in campo divulgativo, nell'astronomia, nell'astrofisica, nelle scienze in generale, fiorentina che ha passato ormai buona parte della sua vita a Trieste, mantenendo però inalterato il suo duro accento fiorentino. E prima donna in Italia, una delle pochissime al mondo che hanno diretto un osservatorio astronomico, quello di Trieste, si è occupata in particolare nella sua carriera professionale di astrofisica stellare, è stata una delle grandi spinte, quelle che hanno spinto in Italia anche l'uso dei satelliti astronomici a scopi scientifici e ha scritto molti testi sia a livello accademico, a livello scientifico che a livello divulgativo, un suo Stellar Spectroscopy su cui aveva lavorato nel suo periodo che trascorse a Berkeley alla fine degli anni 50 assieme a un famoso astronomo dell'epoca, Otto Struve, e tuttora un testo importante per gli astrofisici. Ha fondato una rivista di divulgazione, l'Astronomia, assieme a Corrado Lamberti, che poi ha lasciato per varie storie editoriali qualche anno fa, fondandone un'altra che si chiama Le Stelle, e accademica dei Lincei, ha ricevuto moltissimi riconoscimenti in campo culturale e scientifico e importante anche il suo impegno civile e politico. E negli ultimi tempi si è lanciato anche in campo teatrale con una pièce ispirata all'astronomia, anche come dire, alla suggestione che ci viene dallo studio del cielo per riflettere anche sulla nostra esistenza. È una pièce che viene portata poi in vari teatri italiani. Margherita Hack, una sfida. In 14 minuti ci racconti i 14 miliardi di anni dell'universo. A te. Direi quando si parla di origine dell'universo si parla di Big Bang e fuga delle galassie. Ecco, questi due termini sono molto ingannevoli perché Big Bang uno pensa a un punto in cui c'è stata una grande esplosione che ha sparpagliato la materia in tutte le direzioni e quindi le galassie fuggono come risultato di questa esplosione. Ecco, questo è completamente sbagliato. Quello che noi sappiamo oggi, non sappiamo come si è originato l'universo, ma quello che possiamo dire è che certamente l'universo è cominciato, quello che possiamo osservare, da una fase a altissime temperature e densità. Quindi l'evoluzione dell'universo è un po' una storia termica dell'universo. Non sappiamo se l'universo è finito o infinito, potrebbe anche essere infinito nel tempo e nello spazio e circa 13 miliardi e 700 milioni di anni fa questo universo estremamente caldo e denso ha subito una espansione in conseguenza di un'energia che non sappiamo che cosa fosse, ma che ha portato la temperatura e la densità a diminuire e questa diminuzione di temperatura e densità ha dato luogo a tutta una serie di trasformazioni, cioè a quella che è l'evoluzione dell'universo. Noi sappiamo calcolare qual era la temperatura e la densità dell'universo in passato partendo dai valori attuali, valori che sono appunto i meno 2,7 gradi centigradi, meno 2,7 gradi Kelvin, meno 2,7 gradi assoluti, o cioè meno 270 gradi centigradi di oggi, e una densità che è dell'ordine di 1/1000 di miliardesimo di miliardesimo di miliardesimo di volte la densità dell'acqua. Da questi valori noi possiamo calcolare temperatura e densità col procedere a ritroso dell'espansione, perché la temperatura cresce con l'inverso della scala dell'universo, la densità cresce con l'inverso della scala al cubo, dove per scala si intende come varia la distanza di due oggetti, per esempio di due galassie o di due ammassi di galassie. Quindi intanto pensiamo
a questo spazio-tempo che va immaginato come un qualcosa, non un contenitore inerte di materia, ma un qualcosa appunto dotato di energia che lo fa continuamente espandere. E per immaginare meglio come possa avvenire questo, pensate alla pasta d'un dolce che lievita. Se in questa pasta sono immerse delle noccioline, via via che la pasta si gonfia, tutte le noccioline si allontanano una dall'altra, ma non sono le noccioline che si muovono, è la pasta che espande, che si gonfia e che le trascina in questo modo. E non c'è un centro in cui comincia a lievitare la pasta comincia a gonfiarsi in ogni punto. Lo stesso possiamo immaginare è lo spazio in cui sono immerse le galassie. All'inizio di questa espansione, temperature e densità erano dell'ordine di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di gradi e di miliardi di miliardi di miliardi di volte la densità dell'acqua. Espandendo, questi valori diminuiscono e cosa succede? Cominciano a formarsi le prime coppie di particelle e antiparticelle, le quali si urtano, si annichilano a vicenda producendo energia. E una domanda che sorge da questo: se le condizioni dell'universo primordiale sono analoghe a quelle che si osservano negli acceleratori di particelle oggi, e cioè si creano dall'energia coppie di particelle e antiparticelle, come mai nel nostro universo oggi c'è solo materia? Dove è andata a finire l'antimateria, le antiparticelle? E una risposta l'abbiamo in diretta dal fatto che probabilmente nell'universo primordiale c'era un minimo eccesso di materia sull'antimateria. Su 1,1 miliardi di particelle c'era 1 miliardo di antiparticelle, tutte le coppie si sono annichilate a vicenda, è rimasto quel minimo eccesso di materia che ha permesso poi tutta l'evoluzione dell'universo attuale. E la prova indiretta è questa, che noi osserviamo che la densità di energia nell'universo è 1 miliardo di volte superiore alla densità di materia. Un'altra prova indiretta è che noi sappiamo che esistono alcune particelle, delle particelle instabili, i mesoni, in particolare i kaoni, che hanno una vita media appena un po' più lunga della loro antiparticella. Quindi questi due fatti spiegherebbero il perché il nostro universo è prevalsa la materia sull'antimateria. Quindi nei primi istanti di vita abbiamo dunque questa zuppa di particelle, antiparticelle, e si formano poi col diminuire della temperatura e della densità queste particelle elementari, che sono essenzialmente i quark, gli elettroni, i neutrini. I quark vengono imprigionati a formare protoni e neutroni, cioè i componenti dei nuclei atomici. Col procedere dell'espansione, il raffreddarsi della temperatura, il diminuire della densità, si raggiunge una fase che si valuta sia avvenuta qualcosa come fra 3 e 7 minuti dopo l'inizio dell'espansione, in cui protoni e neutroni possono dar luogo alle prime reazioni nucleari. Protoni e neutroni danno luogo alla formazione di nuclei di idrogeno pesante, cioè l'isotopo dell'idrogeno composto da un protone e un neutrone, alla formazione dei due isotopi dell'elio, l'elio 3 e elio 4, cioè elio 3 2 protoni e un neutrone, elio 4 l'isotopo più abbondante, 2 protoni e 2 neutroni, e a una piccola percentuale di litio. Col proseguire dell'espansione le temperature diventano troppo basse, non possono avvenire altre reazioni nucleari. Prima dei 3 minuti le temperature sono troppo alte e quindi gli urti delle particelle, nell'agitazione termica del gas, distruggerebbero qualsiasi nucleo più complesso del protone. Dopo i 7-8 minuti le temperature diventano troppo basse ed è impossibile avere altre reazioni nucleari. Quindi l'espansione procede, la temperatura e la densità diminuiscono, non succede nulla di particolare fino a un tempo valutato pari a circa 380.000 anni dopo l'inizio dell'espansione. Prima dei 380.000 anni noi abbiamo a che fare con un plasma, cioè con un miscuglio di gas ionizzato composto di particelle cariche, i protoni e le particelle alfa, i nuclei di elio, e di particelle negative, gli elettroni. Quindi un plasma, un gas in media neutro, ma composto
di particelle cariche. Un gas come questo, un gas ionizzato, è estremamente opaco alla radiazione, perché i fotoni, muovendosi in questo gas, si potrebbe dire così, vanno avanti e indietro a zig e zag, come rimbalzando da una particella all'altra senza potersi propagare. Quindi fino a 380.000 anni noi abbiamo una specie di muro di luce che ci impedisce di vedere direttamente come era fatto l'universo prima dei 380.000 anni. Lo possiamo, come ho detto, valutare conoscendo la temperatura e la densità, ma non potremo mai vedere direttamente com'era questo universo. Dopo i 380.000 anni la temperatura è scesa a valori di circa 3.000 gradi Kelvin e a queste temperature il gas diventa neutro, cioè i protoni e le particelle alfa ricatturano i loro elettroni e un gas neutro è trasparente alla radiazione. Quindi noi possiamo vedere direttamente come era fatto l'universo all'età di 380.000 anni. Cioè noi vediamo che la radiazione fossile, di cui parlava Fabio Pagan, che è stata osservata prima nel 65 da terra da degli ingegneri della Bell Telephone Company che la scoprirono per caso, che osservarono questo rumore di fondo che indicava una temperatura di circa 3 gradi assoluti, ma senza rendersi conto di cosa significasse. Una scoperta poi, scusa, che gli diede il premio Nobel, tra l'altro, anche. Sì, sì. Però chi capì di cosa si trattava furono degli astrofisici di Princeton, i quali conoscevano certe predizioni fatte nel 1948 da un fisico russo-americano, George Gamow, il quale aveva predetto che se effettivamente l'universo aveva avuto origine da una fase estremamente calda e densa, doveva essere riempito di radiazione ad altissima energia, raggi gamma e raggi X. Questa radiazione per l'espansione si sarebbe degradata e alla temperatura attuale doveva avere un massimo di emissione a microonde. Effettivamente questi due ingegneri, Penzias e Wilson, avevano scoperto era proprio questa radiazione di fondo, radiazione fossile, che era la prova che effettivamente l'universo era evoluto, era passato da una fase estremamente calda e densa alla fase attuale. E in questa fotografia dell'universo bambino, dell'universo all'età di 380.000 anni, oggi c'ha 13 miliardi e 700 milioni di anni, quindi 380.000 anni era proprio un universo neonato. Questa fotografia dell'universo neonato è stata osservata poi da un satellite chiamato COBE e più recentemente da un esperimento guidato proprio da un fisico di Roma della Sapienza, Paolo De Bernardis, e poi da un satellite americano, WMAP, ha mostrato le caratteristiche di questo universo primordiale. C'è una radiazione diffusa praticamente uniforme, ma in cui però ci sono delle zone appena un po' più calde e più dense, delle zone appena un po' più fredde e meno dense. Più caldo e più freddo cosa vuol dire? La temperatura media è 2,7 gradi Kelvin, gradi assoluti, e però ci sono delle zone che sono un po' più calde di qualche 100 millesimo di grado, quindi una quantità minima, altre un po' più fredde di qualche 100 millesimo di grado. Queste zone più calde e più dense devono essere i semi da cui si sarebbero formati i futuri ammassi di galassie e le future galassie. Quindi c'è tutta una fase in cui l'universo è buio, ancora non ci sono le stelle, ancora non ci sono le galassie, ci sono solo questi addensamenti un po' maggiori e queste rarefazioni. E quest'epoca gli inglesi, gli anglosassoni la chiamano la Dark Age che è l'età oscura, ma che significa anche il Medioevo dell'universo. E poi osservazioni fatte con la WMAP danno delle evidenze indirette che dopo qualcosa, come 200-300 milioni di anni dall'inizio dell'espansione, si cominciano a formare le prime stelle, le prime grandi stelle che avrebbero delle masse di 100-200 volte la massa del Sole e che riilluminano l'universo e quindi che producono una parziale reionizzazione del gas
e questa è la fase che viene chiamata il Rinascimento. E queste grandi stelle, 200 volte la massa del Sole, hanno una vita estremamente breve, dell'ordine di 1 milione e poco più di anni, perché più grossa è una stella, maggiore è la produzione di energia nucleare, il modo in cui sperperano il loro combustibile nucleare dato dalla loro massa. In queste appunto sono le stelle di cui parlava Fabio Pagan, che in questa brevissima vita danno luogo a tutta una serie di reazioni nucleari in cui si formano tutti gli elementi che noi conosciamo oggi e che appunto formano anche il nostro corpo. Queste esplodono e quindi da queste osservazioni si deduce che la formazione degli elementi pesanti in queste grosse stelle deve essere avvenuta molto rapidamente, perché le galassie più lontane che osserviamo, e che la più lontana oggi si trova a 13 miliardi di anni luce, cioè che noi vediamo quando l'universo aveva 700 milioni di anni, quindi hanno già una composizione chimica non troppo diversa dall'attuale, c'erano già gli elementi pesanti. Quindi queste grandi stelle hanno formato molto rapidamente questi elementi pesanti, fondamentali per lo sviluppo dell'universo, per la nascita della vita. E la sorpresa è stata che la formazione, cioè la forza di gravità, che è quella che dà luogo alla condensazione di materia per formare nuove stelle e nuove galassie, ha agito molto più efficacemente di quanto si pensava. Si pensava che le stelle non si potessero formare dopo 200 o 300 milioni di anni. Non si pensava che le galassie si potessero essere già formate quando l'universo aveva 700 milioni, 1 miliardo di anni d'età. Quindi è stata anche questa una grossa sorpresa. Quindi abbiamo da queste osservazioni potuto ricostruire tutta quella che è stata l'evoluzione dell'universo dall'inizio dell'espansione su formazione delle prime particelle elementari, le prime reazioni nucleari con formazione di idrogeno, elio e litio, formazione delle prime stelle, formazione delle prime galassie. Quindi arriviamo all'universo che conosciamo oggi. In questa espansione, ripeto, è l'espansione dell'universo, dicevo, si parla della fuga delle galassie. Ecco, bisogna intendersi cosa si intende da questa fuga. Come dicevo, non sono le galassie che fuggono, ma sono trascinate dal moto di espansione dello spazio. Questa fuga era stata osservata grazie allo spostamento verso il rosso delle righe dello spettro delle galassie, cioè un fenomeno strettamente analogo a quello che è l'effetto Doppler, per cui quando una sorgente di luce o di suono si allontana da noi, noi riceviamo onde di frequenza minore di quella effettivamente emessa. Se la sorgente si avvicina a noi, noi riceviamo onde di frequenza maggiore di quella effettivamente emessa. Quindi è un effetto che è stato spesso confuso con l'effetto Doppler e che si presenta in maniera simile, cioè noi osserviamo lo spostamento verso il rosso delle righe. In realtà questo è dovuto al fatto che tutte le lunghezze si allungano per l'espansione e quindi anche la lunghezza d'onda si allunga e quindi noi vediamo questo effetto dello spostamento verso il rosso. Quindi, ecco, quindi ripeto, stiamo attenti quando si parla di Big Bang, quando si parla di fuga delle galassie, questi termini sono molto ingannevoli. Non c'è stato un grande botto, un'espansione da un punto, ma un'espansione che è cominciata in ogni punto dell'universo, d'un universo che potrebbe essere, probabilmente è, infinito nel tempo e nello spazio. Infinito nel tempo e nello spazio perché ci sono anche degli indizi che l'universo è piano, l'universo è un universo euclideo e lo spazio euclideo è uno spazio infinito. Quindi un universo che potrebbe non aver avuto né principio né fine, ma in cui quello che noi chiamiamo inizio è semplicemente l'inizio di un'espansione e quindi di una diminuzione di temperatura e di densità che ha permesso tutte le trasformazioni che noi osserviamo oggi. Per ultima cosa, ricordiamoci che espansione non si applica alle singole galassie, nemmeno agli ammassi di galassie. Le galassie, gli ammassi di galassie sono tenuti insieme
dalla forza di gravità, ma un ammasso si allontana da un altro ammasso perché è trascinato dall'espansione. Sono stata nei 14 minuti. Qualche minuto in più, ma te lo perdoniamo. Allora, questo primo intervento di Margherita Hack rappresenta il primo passo nel nostro viaggio. Il secondo passo sarà compiuto dal professor Bertola, poi tornerà ancora Margherita Hack e poi abbiamo un piccolo fuori programma che non era atteso, in cui cercheremo di coniugare l'astronomia e la scienza con le altre culture, le altre ispirazioni che vengono all'animo umano. Margherita Hack ci ha raccontato con accenti precisi ma anche pieni di fascino e di entusiasmo la storia dell'universo passato, arrestandosi sul bordo di quelli che sono alcuni dei misteri straordinari che sono emersi in particolare negli ultimi anni. La materia oscura e l'energia oscura, che rappresenteranno i cardini invece dell'intervento di Francesco Bertola, ordinario di astrofisica all'Università di Padova, membro dell'Accademia Nazionale dei Lincei e di varie accademie e istituti internazionali, tra cui anche questo Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, ha ricevuto molti riconoscimenti per la sua attività in campo scientifico, che si è svolta in particolare nello studio della dinamica, della formazione e dell'evoluzione delle galassie, utilizzando le strutture più avanzate esistenti per l'osservazione del cielo, a cominciare dal grande telescopio di Monte Palomar, il famoso 5 metri che si trova in California, e poi gli osservatori europei che si trovano in Sud America, in Cile, e poi l'Università dell'Arizona, e utilizzando anche i nuovi strumenti che si trovano in orbita, il famoso International Ultraviolet Explorer, che fu un pioniere, un satellite astronomico pioniere nella ricerca spaziale, di cui anche Margherita Hack si è occupata moltissimo, e poi Francesco Bertola ha lavorato anche con lo Space Telescope Hubble, che abbiamo visto anche nel video di pochi minuti fa. In più Francesco Bertola è anche un divulgatore appassionato ed è un appassionato anche dell'aspetto estetico, se così possiamo dire, dell'aspetto delle suggestioni anche visive legate all'astronomia. E ha pubblicato negli ultimi anni alcuni bellissimi volumi con delle splendide illustrazioni, tra cui anche riproduzioni di famosi quadri e opere d'arte, volumi intitolati Da Galileo alle stelle, Imago Mundi e il recentissimo Via Lactea. Francesco Bertola, con l'aiuto di un PowerPoint delle sue diapositive, ci condurrà adesso alla scoperta dei misteri della materia oscura e dell'energia oscura. Non sarà un viaggio facile, ma certamente affascinante. Francesco Bertola. Allora, la professoressa Hack ci ha illustrato in modo molto efficace l'evoluzione dell'universo, dalla cosiddetta, tra virgolette, origine fino ai giorni nostri. Vedremo adesso invece due fattori che sono determinanti in questa evoluzione, due fattori che condizionano l'evoluzione dell'universo, appunto come il dottor Pagan ha detto, la materia oscura e l'energia oscura. Cos'è la materia oscura? La materia oscura è un'entità che ha le proprietà della materia, ma che non riusciamo a vedere, che non emette luce. Ora, guardando indietro nella storia dell'astronomia, ci sono stati, ancora nell'Ottocento, casi in cui si poteva parlare di materia oscura. Per esempio, erano state fatte delle osservazioni della stella Sirio e si vedeva che questa stella oscillava attorno alla sua posizione. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'era qualcosa che agiva su questa stella ma che non si vedeva. Non si vedeva perché Sirio è una stella molto brillante, era difficile, però questo problema della materia oscura di Sirio è durato poco, perché qualche decina d'anni più tardi si è scoperto che c'era un compagno, una stella debolissima vicina, che causava queste oscillazioni. Altro classico problema di materia oscura è quello
che riguarda la scoperta del pianeta Nettuno. Ora, questa scoperta fu fatta perché studiando i moti di Urano si vedeva che questi moti erano perturbati. Ecco, allora, di nuovo, se erano perturbati ci doveva essere qualcosa che li perturbava e fortunatamente anche lì dopo 15-20 anni dopo questa scoperta si è trovato che c'era un nuovo pianeta del Sistema Solare che causava questi fenomeni. Ecco. Questo per dire anche come il problema della materia oscura può essere messo in modo molto comprensibile, perché c'era posto ancora un paio di secoli fa. Nel secolo scorso, invece, lo studio essenzialmente delle galassie ha portato a definire, appunto, a determinare la presenza della materia oscura nell'universo, della materia in notevoli quantità e, a differenza dei casi a cui ho accennato prima, in cui subito dopo si è trovato cos'era la causa, noi questa materia oscura tra virgolette, la vediamo con dei mezzi indiretti, però non sappiamo che cosa sia. Indubbiamente è un qualcosa che ha le proprietà della materia, che attrae, per esempio, come appunto, però non è stata individuata. Allora vediamo, ecco un po', ho messo 2 o 3 galassie per vedere appunto questi grandi, sono sistemi che contengono 100 miliardi di stelle, possono essere a spirale come questa. Questa è una famosa galassia chiamata Sombrero, dove vediamo un alone e poi il disco. Ecco, questa è un'altra bellissima galassia a spirale, c'è anche una colorazione diversa tra le parti centrali e i bracci, e questo è dovuto alle età varie, composizioni varie delle stelle. Ecco una galassia invece di tipo ellittico, ecco, questa è una fotografia fatta con il telescopio spaziale, non ha i bracci di spirale ed ha una popolazione di stelle abbastanza vecchia. Bene, è abbastanza facile studiare la rotazione di questi sistemi. Questi sistemi appunto devono ruotare, altrimenti collasserebbero su se stessi. La rotazione crea una forza centrifuga che mantiene equilibrio e così la galassia, il disco della galassia resta appunto in equilibrio. E appunto noi questa rotazione possiamo determinarla abbastanza facilmente adesso con i telescopi studiando queste galassie, e qui è venuta la grande sorpresa. Si è trovato che la velocità di rotazione delle galassie è molto più grande di quello che sarebbe necessario per tenere in piedi un oggetto come lo vediamo così, con queste, come lo vediamo con la luce, diciamo. Ecco, anche qui abbiamo una galassia, noi sappiamo che deve essere in equilibrio, però quando andiamo a misurare la velocità troviamo una velocità abbastanza alta. Ecco, questo è illustrato in questo grafico, dove vediamo la cosiddetta curva di rotazione in cui vediamo la cosiddetta curva di rotazione della galassia. Là abbiamo il centro e la rotazione, poi la velocità di rotazione cresce, poi vediamo che noi ci aspetteremo, in base al contenuto della materia luminosa della galassia, una velocità di rotazione di 210 km al secondo. In realtà la galassia ruota con una velocità di 250 km al secondo, per cui c'è molta più rotazione. Cosa vuol dire? Se la galassia ruota più velocemente di quello che è aspettato, che ci si aspetterebbe in base alla componente luminosa, vuol dire che c'è un'altra componente di materia che con la sua forza di gravità crea quella situazione di equilibrio tra appunto l'energia, tra la forza centrifuga e quella gravitazionale.
Per cui il quadro che noi abbiamo adesso delle galassie è questo è un disegno dove è mostrato al centro quella galassia che vi ho fatto vedere un momento fa, e vediamo che sono ben piccola cosa in confronto a questo alone massiccio di materia oscura, perché non si vede, abbiamo visto nelle foto che non si vede, che però noi sappiamo che esiste proprio perché siamo stati in grado di misurare la velocità di rotazione della parte luminosa. Ecco, questo è appunto questo risultato. Tutte le galassie hanno questo alone, vedete un alone che si estende fino a 10 volte le dimensioni della galassia visibile, e appunto qui la percentuale di materia, quella che qui è misurata, è molto più grande, è il 90% rispetto a quella luminosa, perché noi vediamo che la materia oscura è una componente fondamentale dell'universo. Ecco, abbiamo sentito prima che le componenti fondamentali dell'universo sono le galassie, che sono, se uno facesse una domanda di cosa è fatto l'universo, uno direbbe, beh, almeno per quello che noi possiamo vedere, le entità fondamentali sono le galassie. Con queste osservazioni si è messo in evidenza che queste entità sono caratterizzate da una parte visibile, ma di una parte ancora molto più grande, che è la parte invisibile. Ora, tutti i processi di evoluzione dell'universo dipendono da un parametro fondamentale che è la densità media di materia nell'universo. Se la densità media è alta, l'universo viene continuamente frenato, poi vedremo così. Se invece è bassa, questa azione di frenamento è minore, per cui la quantità di materia determina come evolve l'universo. E ovviamente qui abbiamo aggiunto il 90% di quello che si vedeva, per cui non è appunto indifferente questo risultato. Bene, adesso mettiamolo da parte e andiamo oltre per vedere queste altre scoperte che portano invece all'energia oscura. Questo è un piccolo schizzo del sistema solare dove appunto si vede il Sole, si vede Saturno e Giove e Nettuno che esercitano le perturbazioni su Urano, ma Nettuno appunto non era stato ancora scoperto, per cui era come ci fosse della materia oscura che causava questo fenomeno, e dopo è stato trovato Nettuno. La materia oscura può essere determinata anche guardando dei quasar lontani. I quasar sono gli oggetti più luminosi dell'universo, si trovano a grande distanza, e se una galassia si mette tra noi e il quasar, questa galassia funge da lente gravitazionale, cioè i raggi del quasar, quando passano vicino a questa galassia, vengono incurvati come appunto ci fosse una lente in mezzo, ma in realtà è la gravità, è un fenomeno appunto che è stato indicato da Einstein, e in questo modo è possibile lo stesso vedere che c'è un enorme alone di materia oscura quando si fanno questo tipo di osservazioni attorno alle galassie, per cui un modo diverso da quello della rotazione, ma che porta a risultati simili. Ecco qui una piccola, animazione di questo fenomeno delle lenti gravitazionali. Ecco qui, noi vediamo la parte che si muove sono le galassie di sfondo, e vediamo appunto cosa succede quando la galassia, perché la parte, quella arancione, passa davanti. Effettivamente deforma appunto i raggi luminosi e dà luogo a queste cose che vengono osservate. Anche questo è uno dei grandi risultati di questo ultimo decennio. Ecco una bellissima immagine del cielo, la nebulosa Serpente. La nebulosa Serpente, vedete, siamo nella Via Lattea, e questo lo deduciamo dalla gran quantità di stelle che si vede nell'immagine, che si vedono nell'immagine, e qui abbiamo delle polveri oscure
che assorbono la luce delle stelle e danno luogo a questo effetto. Ecco, ho messo qui questa immagine perché spesso si tende a confondere la materia oscura con queste nebulose oscure. Ecco, allora, ci sono le nebulose oscure che sono una cosa, che sono delle polveri tra le stelle e non hanno nulla a che fare con la materia oscura. Ed ecco, adesso andiamo verso le osservazioni che hanno portato a rivelare la presenza di quest'altra entità fondamentale dell'universo, che è l'energia oscura. Allora, la professoressa Hack accennava prima a queste osservazioni della radiazione di fondo, fatte con l'esperimento cosiddetto boomerang, e queste radiazioni di fondo ci hanno mostrato, queste osservazioni della radiazione di fondo ci hanno mostrato come quella che si riteneva essere una distribuzione molto isotropa, uguale in tutte le distanze di questa radiazione, in realtà andando a vedere con risoluzioni più elevate si vede che appunto c'è questa granulosità della struttura della radiazione di fondo. Quello che si vede qui è un pezzettino di cielo, adesso qui con altri colori è mostrato anche qui, perché queste sono osservazioni che sono state fatte dal polo sud con palloni. Allora noi vediamo qui un pallone che sta per essere lanciato e vediamo sotto il panorama dell'Antartide, e in cielo invece è stata rappresentata la distribuzione di questa radiazione di fondo. Bene, questa radiazione di fondo, voi vedete tutta questa struttura complessa, questa è quella che ci mostra, come ha detto la professoressa Hack, i semi delle galassie, i semi degli ammassi di galassie che poi appunto si formeranno nel corso del tempo. Ecco, allora di nuovo questa è un'altra mappa di questa radiazione di fondo, e in questa animazione noi vediamo appunto adesso come allontanandoci da questa superficie, ecco il Medioevo di Margherita prima che parlava, ecco le stelle che si formano, diciamo, in uno stato e poi si formano queste strutture filamentose da cui poi prenderanno origine le galassie, e a un certo momento noi osserveremo queste strutture nell'universo vicino, e la cosa interessante è di confrontare le strutture nell'universo vicino con quelle dell'universo lontano e appunto trarne delle conclusioni. Ecco, questa immagine mostra molto bene. Allora abbiamo da un'estremità che corrisponde a 380.000 anni, 350.000 anni dopo il Big Bang, abbiamo appunto questo pezzettino di cielo che mostra la radiazione di fondo, e dall'altra abbiamo la Terra. In mezzo c'è tutta la storia dell'universo. Ecco qui un'altra animazione che ci mostra appunto il punto cruciale, il risultato cruciale di tutto questo. Ecco. Allora, questa struttura della radiazione di fondo, che abbiamo visto che non è uniforme ma che è formata da tante condensazioni, dipende fortemente dalla geometria dell'universo. E qui noi abbiamo appunto tre casi in cui abbiamo l'universo aperto, che appunto è un universo infinito, e in un universo aperto ci si aspetterebbe di osservare appunto la radiazione come mostrata nelle immagini di sopra. In un universo piano, e piano vuol dire un universo dove vale la geometria euclidea. Certe volte quando si dice l'universo piano uno pensa che sia un piano solo, no? Questo flat piano significa un universo dove vale la geometria euclidea. E poi invece qui abbiamo l'universo chiuso, appunto dove valgono altre geometrie. Bene, queste osservazioni fatte con boomerang e poi confermate da altri satelliti che appunto hanno osservato il cielo, la radiazione di fondo, ci dicono che l'approssimazione più
lo attendibile per quello che riguarda la geometria del nostro universo è che il nostro universo sia piano. Ecco. E questo è anche molto semplificativo, perché vuol dire che noi possiamo usare anche in tutte le grandi distanze dell'universo, possiamo usare la geometria euclidea, che è la stessa che impariamo alle elementari, dove vale il teorema di Pitagora, per esempio. Il teorema di Pitagora non vale negli altri due casi, nel caso aperto e nel caso chiuso, vale nel caso. E questo è stato... Scusa Bertola, e l'universo piano è anche un universo in cui i raggi di luce proseguono in linea retta, Sì, è sì, corretto sì, questo? sì, perché gli altri, se no l'universo certe volte ha un effetto di lente, diciamo. Bene. Allora, la cosa interessante è che se l'universo è piano, intanto è infinito, mentre per esempio l'universo chiuso è finito, se l'universo piano, è infinito, e poi la densità di materia, la densità deve avere un certo valore, è stabilita. Allora la cosa interessante è che adesso fino adesso noi abbiamo misurato la densità della materia visibile, abbiamo misurato la densità della materia oscura, e la cosa interessante è andare a vedere se la somma di queste due cose corrisponde a quella che è la densità che vuole il modello piano. Bene, allora a questo punto intervengono le supernove, che sono già state illustrate prima. Allora qui noi abbiamo, guardate che fenomeno spettacolare che è la supernova, abbiamo nell'immagine qui di destra c'è una freccetta che indica una stellina, e poi invece a sinistra è la stessa zona del cielo con l'esplosione della stella. Una supernova nel volgere di pochissimo tempo, raggiunge una luminosità che è quasi uguale a quella dell'intera galassia. E questo fenomeno appunto segna la fine di una stella, e quando la luminosità raggiunge il massimo, noi abbiamo buone ragioni di ritenere che questo massimo sia sempre lo stesso tra le varie supernove. Per cui noi possiamo usare la luce della supernova come una candela campione che è in grado di darci la distanza. Ecco qui illustrato ancora bene, sono osservazioni radio del fenomeno supernova. Ecco, noi vediamo qui tutto l'involucro che si espande, ecco, diciamo, non so, febbraio 94, maggio 94, vedete tempi molto, molto brevi. Ecco anche qui di nuovo illustrata il meccanismo della supernova. Allora, la supernova è una stellina che dovrebbe essere là, che si vede, e questa è la curva di luce, così. Quando la supernova è qui sopra si può determinare quanta energia emette e usare questo dato come un indicatore della distanza. E allora ecco qui, questa è la copertina di Science del dicembre del 98, che definisce allora il risultato, adesso ve lo illustro, che si ottiene con supernove, il breakthrough of the year, ma in realtà secondo me questo potrebbe essere anche il breakthrough di parecchi decenni, se non addirittura sì, i tempi dell'ordine del secolo. Indubbiamente è stata queste supernove, appunto, già stato accennato prima. Allora cosa è successo? Andando a osservare queste supernove si è visto che la loro luminosità apparente era molto inferiore di quella che ci si sarebbe aspettati in un modello di universo decelerato, perché se c'è della materia all'interno dell'universo, l'universo per forza, per l'azione gravitazionale di questa materia che continua a agire, è in espansione, ma un'espansione che è decelerata. E appunto fino al 98 noi tutti pensavamo che l'universo fosse decelerato, c'erano vari modi di comportamento, ma la decelerazione era la cosa più che era l'unica cosa che era ammissibile fino a quell'epoca. Con queste osservazioni delle supernove si è visto che queste supernove, appunto essendo così deboli, in realtà si trovavano a distanze che erano molto maggiori
di quelle che noi potevamo ottenere con un universo decelerato. Per cui la conclusione è stata che l'universo è accelerato. L'universo appunto continua a una velocità di espansione che aumenta, per cui questo veramente è una cosa che ha un po' sconvolto la nostra cosmologia, che ha subito spinto a studiare. E allora si è detto, ma che cos'è che fa aumentare questa velocità? Che cos'è che provoca questa accelerazione? E allora si è chiamato questo fattore energia oscura. Ecco, cioè ci deve essere qualcosa che pervade l'universo, che ha delle proprietà che sono completamente diverse da quello della materia ordinaria o della materia oscura stessa, che sono proprietà per cui i corpi tendono ad essere attratti, delle proprietà addirittura invece repulsive. Mi pare che questo era ben illustrato anche nel filmino che abbiamo visto. Naturalmente dal 98 questo campo delle supernove è stato uno dei più battuti, perché appunto ci dà dei risultati di portata cosmologica. È un universo, poi una cosa, ecco qui, questo è uno schema che mostra vari tipi di universo. Abbiamo qui quello che viene chiamato di solito raggio dell'universo, e qui abbiamo il tempo, e qui abbiamo il raggio. E noi vediamo che gli universi decelerati sono questo in basso che è ciclico, poi abbiamo un universo B decelerato e poi sopra invece abbiamo l'universo accelerato che schizza via. Una cosa interessante che è stata menzionata prima è il fatto che noi siamo all'interno del cosiddetto orizzonte cosmico. Noi non siamo in grado di vedere tutto l'universo, no, assolutamente. Noi vediamo solo ciò che cade dentro una sfera che ha come raggio la velocità della luce moltiplicata per l'età dell'universo. L'universo ha 15 miliardi di anni, noi ovviamente non possiamo pensare di osservare a 20 miliardi di anni luce, perché la luce non avrebbe fatto tempo ad arrivare fino a noi, per cui noi arriviamo fino a 15 miliardi di anni. E allora, in un caso di universo decelerato, si diceva, lo trovate scritto in tutti i libri che non sono aggiornati, che allora man mano che passa il tempo, man mano che scorre il tempo, si allarga il nostro orizzonte cosmologico, non so, adesso è 15 miliardi di anni, ma tra 5 miliardi sarà di 20 miliardi di anni il nostro orizzonte cosmologico e così via. Questo orizzonte si allarga, per cui, nel caso dell'universo decelerato, entrano sempre più galassie dentro al nostro orizzonte. Per cui adesso io do una descrizione, ma tra 5 miliardi d'anni, se l'universo fosse decelerato, ne darei una diversa, dove appunto il numero di galassie che sono dentro è molto più grande. Bene, invece con l'universo decelerato succede proprio tutto il contrario, che gli oggetti escono dall'orizzonte. Allora, ecco, questo è un grafichetto che ho fatto. Allora, questo mostra i vari puntini, potrebbero essere le galassie. Io ho messo in alto anche un numero, 25 puntini, in rosso c'è. Allora, andiamo avanti col tempo. Allora, sempre più galassie entrano nell'orizzonte cosmologico e questo riguardano le prime fasi dell'universo in cui la espansione era decelerata, perché come ho detto prima, l'accelerazione è cominciata solo 5 miliardi di anni fa. E allora abbiamo questa fase, e poi il numerino mostra che ce ne sono 50 puntini dentro, per cui è aumentato. Ecco ancora cosa succede, 80 punti, 100, e siamo ancora nella fase decelerata. Ecco che a 10 miliardi di anni, cioè quando comincia l'accelerazione, le galassie cominciano a sfuggire dall'orizzonte. Ne contiamo 70, ne contiamo 35, 15,
Ed ecco appunto fino a che non resta proprio in questo caso su una galassia, se andiamo oltre a 100 miliardi di anni, dentro l'orizzonte cosmologico ci siamo solo noi e la nostra galassia. Ecco. Si può continuare ancora per decine, centinaia di miliardi, dopo un po' alla volta tutto comincia sempre più a restringersi questo orizzonte, anche la nostra galassia resterà, si disgregherà, e andando avanti col tempo, questo è uno scenario che viene appunto come conseguenza da questa accelerazione dell'universo, si arriverà a quello che è chiamato il Big Rip, la grande disgregazione, in cui diciamo tutti i corpi celesti si disgregheranno, le stelle esploderanno, la Terra lo stesso, così, e fino anche alle particelle di materia, appunto, che i vari atomi e così via di nuovo che si distruggono, che si sparpagliano, ecco. E questo è uno scenario, per cui, come appunto è possibile rendersi conto, anche qui una cosa completamente nuova rispetto agli scenari che l'universo decelerato suggeriva, e naturalmente qui solo delle osservazioni possono aiutarci a capire veramente qual è il lontano futuro. Ecco, per questo 100 miliardi di anni è appunto un futuro con età 7-8 volte quella attuale. Bene, io credo avere ancora un'immagine che però è molto importante, che vorrei che fosse un po' il messaggio di questa sera, per quello che riguarda il mio discorso, e riguarda quant'è l'abbondanza di queste tre entità che abbiamo visto fino adesso, che sono la materia visibile, che sono la materia oscura e che sono l'energia oscura. Ecco. Allora, tutto questo è espresso in questa cosa, ed è una cosa veramente che fa un po' pensare, perché si conclude che solo il 4% della materia dell'universo è materia cosiddetta barionica, cioè una materia formata come quella che noi sperimentiamo tutti i giorni, dove ci sono atomi, protoni, elettroni e così via. Il 23% è la materia oscura, ecco, tutto l'universo il 23%, e che, come ho detto prima, non sappiamo cos'è. Ancora si sono state fatte varie ipotesi e così via, ma non siamo mai riusciti a metterla in evidenza in laboratorio. Il 73% è addirittura questa energia oscura. Per cui sì, possiamo concludere così dicendo che c'è un'ulteriore affermazione qui del principio copernicano. Copernico ci aveva messo in una posizione periferica del sistema solare invece che al centro, e qui di nuovo siamo in una situazione dove noi uomini, la materia di cui siamo formati, rappresenta appena il 4% della materia, del contenuto dell'intero universo. Grazie. Grazie Francesco Bertola. Vorrei invitarvi a riflettere brevemente su quest'ultime parole del professor Bertola. Un tempo si diceva che la Terra è al centro dell'universo, in realtà abbiamo visto che non è neppure al centro del nostro sistema solare, ma anche il nostro sistema solare non è certamente al centro della nostra galassia, e la nostra galassia non è certamente al centro dell'universo, e neppure la materia di cui siamo fatti è la materia centrale più importante dell'universo, ma giustamente, come diceva Bertola, rappresenta soltanto allo stato attuale delle nostre conoscenze il 4% della materia e dell'energia che esiste nell'universo. Ma ci sono altri due misteri, tra virgolette, perché i misteri sono quelli che devono essere poi affrontati e possibilmente risolti dalle nuove generazioni di astrofisici, di cosmologi, su cui vorrei ancora fare intervenire Margherita Hack. Due nuovi filoni dell'astronomia, l'astronomia dei neutrini e l'astronomia delle onde gravitazionali. Di che cosa si tratta, Margherita? Finora tutti questi grandi progressi sono dovuti
a progressi sviluppatisi nel XX secolo, e cioè la possibilità di sfruttare tutto lo spettro elettromagnetico, dai raggi gamma fino all'infrarosso, alle onde radio, in gran parte grazie alle osservazioni spaziali, e la possibilità di guardare sempre più lontano grazie ai telescopi delle nuove tecnologie, telescopi che possono avere 10 e più metri di diametro, mentre fino a 30 anni fa si pensava ai 5 metri di Monte Palomar, qualcosa di insuperabile. Però appunto il 99%, forse più, delle informazioni che abbiamo sull'universo vengono appunto dall'osservazione delle radiazioni elettromagnetiche. Però ci sono due nuovi tipi di astronomie che sono ancora agli albori, che potrebbero permetterci di superare certe muraglie poste alla propagazione delle onde elettromagnetiche. È appunto l'astronomia dei neutrini e l'astronomia delle onde gravitazionali. Cosa sono neutrini? I neutrini sono delle particelle neutre che hanno una massa estremamente piccola, si valuta che sia inferiore a un 100.000esimo della massa dell'elettrone, e per queste sue proprietà è estremamente difficile catturarla e quindi misurarla. Passa attraverso grandi quantità di materia senza essere arrestata e quindi senza poterla misurare. E però sappiamo che i neutrini sono prodotti in grandissima quantità all'interno delle stelle. Nelle reazioni nucleari che avvengono nel centro del Sole con trasformazione di idrogeno in elio, sono prodotti neutrini che passano attraverso tutto il raggio solare e sfuggono alla superficie e fanno questo percorso a una velocità in pochi minuti arrivano alla superficie, mentre la radiazione elettromagnetica prodotta al centro del Sole, proprio perché si propaga attraverso un gas ionizzato, va avanti a zig-zag, degradandosi, e impiega qualcosa come 10 milioni di anni per arrivare dal centro alla superficie. Quindi i neutrini possono permetterci di andare a vedere proprio cosa succede dentro le stelle. E però appunto per questa difficoltà di catturarli, per ora noi abbiamo osservato neutrini soltanto dal Sole e dalla supernova che esplose nell'86 nella grande nube di Magellano, una galassia che si può considerare una satellite della Via Lattea, e c'erano dei rivelatori di neutrini tutti situati nell'emisfero boreale. Ebbene, furono ricevuti pochi attimi dopo l'osservazione dell'esplosione della supernova, furono ricevuti dei pacchetti di neutrini, pochi 6-7 neutrini, quasi simultaneamente a tutti questi rivelatori, posti, ripeto, nell'emisfero boreale, ma la nube di Magellano si trova nell'emisfero australe, il che vuol dire che questi fasci di neutrini avevano attraversato indegni tutto il diametro della Terra. E il futuro si sta cercando di costruire dei telescopi per neutrini, telescopi per modo di dire, perché si tratta di grandi vasche contenenti dei liquidi come simili alla candeggina oppure anche dell'acqua. Quando un neutrino arriva produce delle modifiche agli elementi che si trovano in queste vasche, che danno luogo a delle scintillazioni misurabili. Tramite queste scintillazioni si può misurare i neutrini che stanno arrivando, e per ora, appunto, ripeto, gli unici oggetti osservati sono il Sole e la supernova esplosa nella nube di Magellano. In futuro forse riusciremo a misurare neutrini provenienti anche da altre stelle, per esempio da supernove poste al di là del centro della nostra galassia, la cui radiazione non è osservabile perché viene completamente assorbita dalle polveri, dal gas presenti sul disco della galassia. E in teoria potremmo anche andare a osservare i neutrini prodotti nei primi istanti di inizio dell'espansione. Cioè i neutrini non sono arrestati da quel muro di luce prodotto dal gas ionizzato nei primi 380.000 anni di vita dell'universo. Quindi l'astronomia dei neutrini è proprio all'inizio, ma potrebbe dare degli sviluppi enormi.
però è un futuro, credo, ancora abbastanza lontano. Un altro ancora più lontano è quello dell'astronomia gravitazionale. Cosa sono le onde gravitazionali? Einstein aveva predetto che, come quando una carica elettrica si muove, produce delle onde elettromagnetiche. Analogamente, una variazione di massa, una brusca variazione di massa, potrebbe produrre delle onde gravitazionali. Onde gravitazionali si possono intendere come delle oscillazioni, delle fluttuazioni dello spazio-tempo che si propagano alla velocità della luce. E per ora queste onde gravitazionali non sono state mai osservate direttamente, sono estremamente deboli. L'elettromagnetismo ha una forza estremamente maggiore della forza gravitazionale, anche se ambedue si propagano praticamente a distanze infinitamente grandi. La forza gravitazionale è miliardi di volte più debole dell'elettromagnetismo, e quindi la grande difficoltà di osservare direttamente queste onde gravitazionali. Ci sono degli strumenti, sono degli interferometri che sono stati sviluppati sia in America che in Italia. Una si chiama LIGO, un altro si chiama Virgo, che è un progetto, anzi che è ormai non è più un progetto, è uno strumento funzionante, una produzione, una collaborazione italo-francese situata a Cascina presso Pisa, e che costituisce di due bracci lunghi 3 km ciascuno, in cui un raggio laser va avanti e indietro per centinaia di volte lungo i due bracci, in seguito a numerose riflessioni, e questi, se i cammini sui due bracci sono identici, noi osserveremo delle frange di interferenza nel punto di incontro. Se i cammini fossero anche minimamente diversi, si potrebbe osservare delle variazioni nelle frange di interferenza, e queste minime variazioni nel cammino potrebbero essere prodotte, per esempio, da un fenomeno di onde gravitazionali. Per esempio, se due stelle, una stella di neutroni, per esempio, un buco nero, si fondono, questo potrebbe produrre delle onde gravitazionali. Se scoppia una supernova anche nell'ammasso della Vergine, si trova a una cinquantina di milioni di anni luce da noi, potrebbe produrre delle onde gravitazionali che altererebbero la lunghezza dei due cammini nei due bracci. Queste variazioni di lunghezza sono estremamente piccole, sono paragonabili a una frazione di raggio atomico. Quindi è una cosa estremamente delicata. Naturalmente i cammini avvengono nel vuoto, e per essere certi che un simile evento sia davvero dovuto a un fenomeno celeste, probabilmente bisognerebbe avere la simultaneità di osservazione sia in Virgo sia nei LIGO, cioè in questi vari strumenti situati, questo in Italia, altri LIGO negli Stati Uniti, e per il momento il risultato è negativo. Si tratta proprio di una tecnica proprio al limite delle possibilità attuali. Però delle prove indirette dell'esistenza delle onde gravitazionali le abbiamo avuto già, non mi ricordo se da una ventina di anni, quando la scoperta di una coppia di stelle di neutroni. Le stelle di neutroni sono quelle che danno luogo a degli impulsi periodici con un'altissima precisione di ripetibilità. Fu osservato che certe alterazioni nella periodicità degli impulsi di queste pulsar era dovuto al fatto che si aveva a che fare con un sistema doppio, e quindi gli impulsi venivano alterati analogamente a quello che succede con l'effetto Doppler. Quando una stella si avvicinava, gli impulsi erano ravvicinati, quando si allontanava erano rallentati. Ora, in questo fenomeno, siccome si trattava di due stelle estremamente compatte, quindi davano luogo a un effetto gravitazionale molto forte, ci si aspettava che ci fosse anche una perdita di energia gravitazionale che avrebbe prodotto una diminuzione della periodicità
dell'ordine, mi pare, di 75 milionesimi di secondo, una cosa estremamente piccola. Ma poiché il periodo di questi oggetti era estremamente breve e le pulsar hanno periodi di frazioni di secondo e il periodo della stella doppia mi pare era di qualche ora, in un anno si sono potute fare milioni di osservazioni e questo ha permesso di rivelare che effettivamente c'era una diminuzione nel periodo di 76 milionesimi di secondo, cioè in accordo entro l'ordine degli errori con il valore predetto teoricamente. Quindi abbiamo una prova indiretta dell'esistenza delle onde gravitazionali, cioè una conferma indiretta della predizione di Einstein. E l'osservazione diretta speriamo che arrivi nel corso dei prossimi anni. Virgo sta lavorando, LIGO sta lavorando, speriamo che abbiamo una prova diretta dell'esistenza di queste onde gravitazionali. Grazie.